Comincia un ciclo, comincia un cammino culturale che vedrà protagonista la città e tutto l'intero territorio provinciale, quindi un'esperienza che durerà 4 anni straordinaria e che ci darà la possibilità di presentarci prepotentemente alla candidatura per Treviso Capitale della Cultura del 2021. Credo che con i contenuti, con la proposta culturale, con il patrimonio artistico e culturale della nostra città e con i partner che quotidianamente lavorano per la cultura abbiamo le carte in regola per vincere. Non solo Goldin a Treviso. Ma Marco Goldin è un artista straordinario che troverà sicuramente modo di poter collaborare con questa amministrazione, con questa città in futuro. In questo momento lui si è preso anche altri impegni con altre città, gli auguro veramente un in bocca al lupo perché è un amico, è un artista straordinario, è un valore aggiunto per la nostra città ma per tutto il territorio nazionale. Oggi cominciamo questa esperienza con Civita tra Venezia ma le porte rimangono sempre aperte.